nostro punto di vista, noi che siamo grandi produttori di latte fresco soprattutto, ci piace molto il fatto che si voglia valorizzare questo prodotto, questo alimento, perché negli ultimi anni è stato molto demonizzato, ingiustamente. Invece è un prodotto che ha un'importanza in quella che veniva chiamata la dieta mediterranea, la dieta italiana. Non solo, noi abbiamo sempre pensato ai bambini, ma vengono fuori invece studi molto importanti che ci dicono quanto anche nella cosiddetta terza età il consumo del latte è importante. Quindi noi spingiamo perché si affermi sempre di più una cultura diversa sul prodotto lattiero caseario, ma in particolare per noi sul latte fresco. Il latte fresco è un mercato che purtroppo si riduce ormai da diversi anni. Quello che dobbiamo contrastare è una banalizzazione del prodotto, perché se il prodotto diventa solo latte UHT, dove la concorrenza è fatta sul prezzo, allora è inutile che rincorriamo gli allevatori, la qualità, il chilometro zero, insomma, tutte le cose che invece noi facciamo. Certo, invertire questa tendenza in un paese dove nascono così pochi bambini non è facile, però bisogna provarci, insomma, perché come dicevo il mercato non è solo dei bambini ma di tutta la popolazione.